Buongiorno, carissimi fratelli e sorelle. Eccoci di nuovo insieme per questo appuntamento mattutino insieme a Maria, il nostro buongiorno a Maria, il nostro buongiorno a voi tutti con Maria. Vogliamo affidare al Signore tutte le intenzioni di preghiera che abbiamo nel nostro cuore e lo facciamo per intercessione della nostra mamma nel cielo. Però iniziamo la nostra giornata nel segno della croce che ci ricorda l'amore di Dio per ognuno di noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cominciamo le nostre catechesi sulla preghiera, sul tema della preghiera. La preghiera è il respiro della fede, è la sua espressione più propria, come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. Pensiamo alla storia di Bartimeo, un personaggio del Vangelo. Era cieco, stava seduto a mendicare sul bordo della strada, alla periferia della sua città, Gerico. Non è un personaggio anonimo, ha un volto, ha un nome, Bartimeo, cioè figlio di Timeo. Un giorno sente dire che Gesù sarebbe passato di là. In effetti Gerico era un crocevia di gente, continuamente attraversata da pellegrini e mercanti. Allora Bartimeo si apposta. Avrebbe fatto tutto il possibile per incontrare Gesù. Tanta gente faceva lo stesso. Ricordiamo Zaccheo, che sta lì sull'albero. Tanti volevano vedere Gesù, anche lui. Così quest'uomo entra nei Vangeli come una voce che grida a squarciagola. Lui non ci vede, non sa se Gesù sia vicino o lontano, ma lo sente, lo capisce dalla folla che a un certo punto aumenta e si avvicina. Ma lui è completamente solo e nessuno se ne preoccupa. E Bartimeo che fa? Grida e continua a gridare. Usa l'unica arma in suo possesso, la voce. Comincia a gridare: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E così continua, gridando. Le sue urla però danno fastidio, non sembrano educate, e molti lo rimproverano, gli dicono di tacere. Ma Bartimeo non tace, anzi grida ancora più forte: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Questa testardaggine tanto bella di coloro che cercano una grazia e bussano alla porta del cuore di Dio. Lui grida, bussa. Quella espressione figlio di Davide è molto importante, vuole dire Messia, confessa il Messia, è una professione di fede che esce dalla bocca di quest'uomo disprezzato da tutti. E Gesù ascolta il suo grido. La preghiera di Bartimeo tocca il suo cuore, il cuore di Dio, e si aprono lì per lui le porte della salvezza. Gesù lo fa chiamare, lui balza in piedi, e quelli che prima gli dicevano di tacere, ora lo portano da Gesù, dal Maestro, e Gesù gli parla, gli chiede di esprimere il suo desiderio. Questo è importante, e allora il grido diventa una domanda. Che io veda di nuovo, Signore. E Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato.
riconosce a quell'uomo povero, inerme, disprezzato, tutta la potenza della sua fede, che attira la misericordia e la potenza di Dio. La fede è avere due mani alzate, una voce che grida per implorare il dono della salvezza. Il Catechismo afferma che l'umiltà è il fondamento della preghiera. La preghiera nasce dalla terra, dall'humus, da cui deriva umiltà, e viene dal nostro strato di precarietà, dalla nostra continua sete di Dio. La fede, lo abbiamo visto in Bartimeo, è grido. La non fede è soffocare quel grido. Quell'atteggiamento che aveva la gente nel farlo tacere. Non era gente di fede, lui invece sì. Soffocare quel grido è una specie di omertà. La fede protesta contro una condizione penosa di cui non capiamo il motivo. La non fede è limitarsi a subire una situazione a cui ci siamo abituati. La fede è speranza di essere salvati. La non fede è abituarsi al male che ci opprime e continuare così. Cari fratelli e sorelle, cominciamo questa giornata con il grido di Bartimeo, perché forse in una figura come la sua c'è già scritto tutto. Bartimeo è un uomo perseverante. Intorno a lui c'era gente che spiegava che implorare era inutile, che era un vociare senza risposta, che era un chiasso che disturbava e basta, che per favore smettesse di chiamare, di gridare. Meno male che non è rimasto in silenzio e alla fine ha ottenuto quello che voleva. Più forte di qualsiasi argomentazione contraria nel cuore dell'uomo c'è una voce che invoca. Tutti abbiamo questa voce dentro, una voce che esce spontanea, senza che nessuno comandi, una voce che si interroga sul senso del nostro cammino qua giù, soprattutto quando ci troviamo nel buio, nella sofferenza e nel dolore. Gesù, abbi pietà di me. Gesù, abbi pietà di me. Che bella preghiera questa. Affidiamo alle mani di Maria le nostre preghiere. Regina degli Apostoli, rendici apostoli, fa che nelle tue mani sante noi possiamo diventare strumenti docili e attenti per la santificazione del mondo. Condividi con noi la preoccupazione che grava sul tuo cuore di madre e la tua speranza viva che nessun uomo vada perduto. Posso, Madre di Dio, tenerezza dello Spirito Santo, la creazione intera, celebrare con te la lode della misericordia e dell'amore infinito. Amen. Il fioretto per questa giornata. Ecco, durante questo nostro giorno ripetiamo spesso questa preghiera come una giaculatoria. Gesù, abbi pietà di me. Gesù, abbi pietà di me. Buona giornata a tutti.